Porti chiusi mi sembra la follia, salvare la gente in mare è sempre stata la legge della natura e la legge del mare, quindi pensare di incriminare quelli che salvano le persone in mare lo trovo aberrante. Dopo il naufragio al largo della Libia, con centinaia di morti in mare, la voce dell'attrice Ottavia Piccolo si leva a scuotere le coscienze. Bolzanina di nascita ma ormai veneziana d'adozione da oltre 20 anni, al Lido che ha eletto come suo luogo del cuore, l'attrice, Palma d'Oro a Cannes nel 1970 con Mentello, è oggi impegnata soprattutto nel teatro. È stato all'Ausonia Ungaria per parlare della prossima mostra del cinema, ma anche sui temi di attualità Ottavia non si smentisce. Mai banalità anche a costo di andare controcorrente. Questo non vuol dire che non si debba pensare a dei modi per far arrivare queste persone in modo più umano. Penso ai corridoi umanitari, penso ai visti così. Non ho soluzioni naturalmente, ma nessuno ce l'ha né da una parte né dall'altra. Credo che quello che manchi in questo momento, non solo nel nostro paese, è parlare. Se ancora ce ne fosse bisogno, l'attrice chiarisce un concetto. Milioni di persone, non migliaia, milioni di persone che si muovono da un paese all'altro, da un luogo all'altro per sfuggire alla fame, alla guerra, a una vita impossibile. Quindi per me l'accoglienza è naturalmente la prima cosa. Poi il suo appello, destinato a far discutere e soprattutto riflettere. Tutti siamo migranti. Dobbiamo forse ricordarci che siamo di passaggio su questa nostra terra, che veniamo da chissà quali altri luoghi. Se diciamo italiani, dobbiamo dire veramente, non so, gente che ci ha fatto venendo da tutte le parti del globo, e italiani vuol dire anche gente che è andata in tutte le parti del mondo.